Il presidente della regione Musumeci, probabilmente a causa dei numerosi contagi nell'isola e nel resto del paese, ha cambiato idea, contrordine. Nessuno qui vuole riaprire subito, utilizzeremo la legge regionale se sarà approvata dall'Assemblea siciliana solo quando ci saranno le condizioni per poterlo fare. Non siamo irresponsabili e non subiamo la pressione della piazza. Così afferma Nello Musumeci, presidente della regione siciliana. 2 giorni fa annunciava in aula l'intenzione di spostare alle 23 la chiusura di bar e ristoranti. Con un provvedimento approvato in giunta lo ha trasferito in assemblea e poi il governatore cambia ancora una volta passo sulle misure anti-Covid con una riapertura possibile per un prossimo futuro. Se le condizioni della Sicilia saranno diverse tra qualche mese da Lombardia e Veneto, dice ancora Musumeci, non capisco perché non dovrei aprire in anticipo ristoranti e cinema rispetto alle regioni più in difficoltà. Avere una legge che consente di rimodulare apertura e chiusura delle attività non significa applicarla a novembre o a dicembre. In questo momento non credo ci siano le condizioni per poter riaprire, ma se a febbraio ci fossero le condizioni, non capisco per cui non dovremmo ridurre il calvario delle attività sentito il Comitato Tecnico Scientifico. Sappiamo tutti che ci attendono mesi difficili. Musumeci attacca il ministro per gli affari regionali Boccia. Non ho parlato col ministro Boccia, che ha avuto l'imprudenza di affermare che il governo centrale impugnerà provvedimenti contrari al DPCM prima di leggere il nostro disegno di legge. Ha fatto solamente un processo alle intenzioni.